tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Continua l'esperienza della nazionale azzurra, delle due nazionali maschile e femminile ai campionati europei che si stanno giocando questi giorni in Slovenia. L'Italia maschile pareggia 2-2 contro la giovane squadra della Norvegia e l'Italia femminile ottiene anche oggi un risultato eccezionale contro la fortissima squadra dell'Armenia. Ricordo che ieri la nazionale femminile è riuscita a battere l'Ucraina e quindi con questa vittoria si porta per adesso in seconda posizione. Domani ancora il turno non l'ho visto, il turno ancora non è stato pubblicato ufficialmente, però domani probabilmente si giocherà contro lo squadrone russo. La partita che vi propongo oggi è appunto della nazionale femminile che vede di fronte Olga Zimina da bianco contro Lilith Merkcan, quindi stiamo parlando di due giocatrici molto forti. Olga Zimina ha già vinto diversi titoli italiani individuali ed è anche una delle istruttrici più rinomate del panorama scacchistico italiano. La partita inizia così: di 4 cavallo F6, cavallo F3 da parte del bianco, e piuttosto che giocare una più comune C4, chiaramente siamo ancora nel pieno della preparazione teorica delle due giocatrici, e piuttosto che giocare C4 il bianco ha preferito giocare G3. Quindi alfiere G2, cavallo D7 e a questo punto arrocco. E ovviamente, così come da freccia indicata, nel momento in cui si gioca C4 si rientra in un'apertura abbastanza nota che vi ho riportato anche in precedenti video, ossia l'apertura catalana. Un'apertura che in realtà è andata parecchio di moda, è diventata parecchio di moda in questo periodo perché tanti nomi conosciuti e nomi importanti la ripropongono sempre. Tra di loro sicuramente Danil Lyubov oppure Anish Giri, che nelle ultime partite molto spesso ha iniziato a giocare l'apertura catalana. Il nero gioca B5. B5 è una bella mossa, molto interessante, e chiaramente evita una possibile C4 da parte del bianco. C'è anche da dire che nei tornei a squadre la preparazione teorica, quindi cercare di indovinare l'apertura del nostro avversario, diventa fondamentale, e per farlo, al di là dello studio proprio, perché ogni giocatore chiaramente si prepara, c'è anche la figura dell'allenatore e del capitano che cerca di investigare un po' le aperture dei propri avversari per poi consigliare al proprio giocatore quale linea adottare, quale stile di gioco cercare di adottare. Dopo B5 Olga gioca dunque A4 e chiaramente questo non è un pedone difeso e dunque bisogna fare qualcosa. Siamo ancora in piena teoria. Questo pedone A4 attacca B5 che non è difeso ma va in B4 e chiaramente crea un po' di fastidio a questo cavallo bianco che non può più saltare nella sua casa naturale C3. C4 sulla scacchiera, cattura con la presa al passo, cavallo per C3 e alfiere A6. Ok, domanda per tutti. Diciamo che qui salta all'occhio che sicuramente uno dei due giocatori è in ritardo di sviluppo. Chi mai può essere? La risposta è semplice, la risposta è che il nero in questo momento è in ritardo di sviluppo, perché chiaramente il bianco ha già messo il proprio re al sicuro e, come vedete, il nero è a 2 mosse dall'arrocco. Il bianco continua la sua strada. Questa alfiere in A6 è importante perché evita una possibile rottura centrale con E4, ma lì in A6 non sta poi così bene. Alfiere F4 giocata sulla scacchiera. La minaccia, che è anche un'ottima presa di spazio, potrebbe dunque essere cavallo in B5, e allora viene giocata C6. Donna C2, alfiere 7. Donna C2 con due idee: puntare contro il pedone arretrato, il pedone C6, e l'altra idea è quella di sostenere in futuro la spinta del pedone in E4. Torre C1 giocata dal bianco, arrocco corto, e a questo punto arriva E4. Mossa tematica: la coppia degli alfieri bianchi, degli alfieri del bianco, vuole giocare insieme lungo lo stesso lato della scacchiera, quindi lungo il lato di donna, e allora E4 cerca di rimuovere questo pedone da D5 per poi attivare questa coppia di alfieri che punta immediatamente il lato di donna. La cattura da parte del nero è senz'altro da escludere, perché poi si rischierebbe da nero di perdere immediatamente questo pedone C6 rimasto un po' più indietro sulla colonna C. Torre C8 giocata, 6-4 non si può catturare, un'altra idea di E4 è quella di spingere, quindi E5 prende spazio. La partita dunque continua. Cavallo E8, H4, il pedone H si prende, si porta in avanti e si cerca di indebolire la rocca avversario. C5, mossa dovuta.
Dico mossa dovuta perché il nero a corto di spazio ha bisogno di recuperare qualcosina, un po' di iniziativa, e quindi C5 serve per semplificare il pedone in C5 col pedone in D4 e poi di conseguenza trovarsi con una torre che anche lei cerca di giocare per la presa di spazio. La partita continua con cavallo B5, pedone per D4 potrebbe essere possibile, però nel momento in cui la donna è sotto attacco semplicemente si rimuoverà. Alfiere F1, pedone per D4 e la donna si sposta. Ok, come vedete, qualche mossa prima Olga Zimina ha giocato torre F in C1. Ok, questo permette al bianco, sempre nell'ottica di creare armonia, di posizionare la donna in D1 perché le due torri mantengono il contatto tra loro. Quindi si dice che le torri bianche sono ancora in comunicazione e la donna in D1 sta abbastanza bene. Qual è l'idea del bianco? L'idea del bianco è portare quanto prima un cavallo in D4. Il cavallo in D4 diverrà ben presto un pezzo molto forte per il bianco ed è anche molto difficile da rimuovere. Torre per C1 e dopo alfiere B7 il cavallo, così come pronunciavo prima, va in D4. Tatticamente questo pedone in B2 che sembra non essere difeso è difeso perché potrebbe seguire la semplice torre B1 guardando a distanza quell'alfiere in B7 che è rimasto indietro. Quindi cavallo per D4, cavallo C5 e alfiere 3. Posizione interessante, quest'alfiere guarda la donna avversaria, quindi lungo il suo percorso si possono creare determinate minacce. A6 per il nero, donna C2, aumentiamo il controllo su quella colonna, sull'unica colonna aperta, qui il bianco sta senz'altro meglio e si prepara a fare un po' di pressione su questo pezzo in C5, perché qui se toccasse al bianco, tra le mosse da considerare ci sarà sicuramente una cattura in E6, perché abbiamo 1, 2 e 3 pezzi con l'alfiere contro il pezzo in C5, oppure qualcosa di più particolare, tipo cavallo F5. L'idea è esattamente la stessa, con l'obiettivo di rovinare la struttura pedonale avversaria. Il cavallo salta in E4, il nero si è tolto da questo problema, ma arriverà un altro problema. Cavallo F5, attacca la donna con l'alfiere, la donna si sposta, è preso in E7, a questo punto il bianco è contento perché ha la coppia degli alfieri attiva sullo stesso lato della scacchiera, ha il controllo totale dell'unica colonna aperta e qui il bianco effettivamente sta molto bene. Alfiere D3 giocata in partita, dunque alfiere D4, la coppia degli alfieri si muove insieme per controllare prima il lato di donna, adesso con due alfieri posizionati nella colonna D controlliamo sia destra, quindi il lato di re, sia il lato di donna. F6 giocata e a questo punto B4 è il momento di creare un pedone libero. Fino adesso la partita è molto lineare da parte di Olga Zimina. L'alfiere in D4 svolge un ruolo da bloccatore, adesso dopo la cattura anche il cavallo in E5 salta lì allegramente al centro della scacchiera, il bianco sta decisamente bene. Donna B2, altra coordinazione, si sta creando armonia, come vedete i pezzi del bianco continuano a essere leggermente migliorati mossa dopo mossa. Il nero è in difficoltà, il nero aveva meno spazio prima e dunque anche adesso non è chiaro come debba sviluppare i suoi pezzi. Cavallo F6 giocata in partita, alfiere C5, arriva il momento tattico. Cavallo per C5, pedone per C5, la donna è sotto attacco e bisogna difendere quest'alfiere in B7. Dunque donna C7 e a questo punto C6. Purtroppo per il nero il pezzo attaccato non può catturare C6, altrimenti perderebbe all'istante, e quindi alfiere C8, i pezzi del bianco spingono i pezzi del nero indietro. Donna D4 blocca tutto, cavallo E8 e a questo punto arriva anche A5. A5 ha l'idea di giocare donna B6. Qualcuno si chiederà, questo pedone da chi è difeso? Non è difeso da nessuno, lo catturo. Probabilmente, magari in grandi linee, il ragionamento della giocatrice con il nero è stato anche questo. In fondo, se donna B6 è un problema ed è evidente che una donna in B6 minacci di sostenere la spinta dei due pedoni,
Chiaramente prima di fare donna B6 sicuramente devo fare F4 in modo da fissare il cavallino E5. Il nero deve fare qualcosa e allora cerca di essere un po' materialista, anche se dopo donna per A5 arriva C7 e qui le minacce tattiche aumentano. La partita è molto bella perché a questo punto dopo cavallo per C7 ciò che si è verificato è una mossa direi molto bella, molto affascinante, ma anche tra virgolette incredibile. Se io qua vi chiedessi come può vincere il bianco, la risposta è una soltanto ed è questa qui, che è anche la mossa giocata da Olga Zimina. La donna del nero purtroppo per lei è in trappola. Come vedete tutte le case sono controllate e magari qualcuno dirà potrebbe andare in D2 e il problema è che se andasse in D2 questa casa indirettamente è controllata dal tipico tatticismo in cui sposto l'alfiere, catturo con scacco un pedone avversario e a quel punto ti catturo la donna. Quindi torre 1, scacco matto alla donna nera in una posizione molto aperta. Cavallo B5 giocata in partita, alfiere per H7, il re si sposta, ovviamente in caso di cattura poteva proseguire il gioco con donna D3, donna D1, la donna sotto attacco, ma l'idea reale è un'altra, perché donna H5, occhio che da quelle parti c'è scacco matto. Cavallo C3 giocata, cavallo G6 scacco, ottima intermedia, il re deve catturare l'alfiere, ma adesso è tardi, arriva donna H5, il re si sposta e qui in realtà la giocatrice armena ha abbandonato dopo donna H5, perché qualora si spostasse potrebbe arrivare donna H8 scacco, donna per F8 oppure la più semplice torre per A5. Questa è una partita notevole, spettacolare da parte di Olga Zimina, che come avete visto è una giocatrice molto creativa, molto tagliente e che ha dato la vittoria alla squadra femminile. Adesso la rivediamo, quindi la partita è iniziata così, D4 cavallo F6, inizia come un'apertura catalana senza C4, meglio con C4 ritardata. La giocatrice armena ha giocato B5 per evitare C4, A4 attacchiamo il pedone che non è difeso da nessuno e dopo la spinta il bianco accelera il suo sviluppo. Poi col senno di poi probabilmente il nero doveva fare qualcos'altro, perché come vedete il bianco accelera lo sviluppo, fa indietreggiare i pezzi avversari e mantiene sempre questa leggera iniziativa che gli dà un ottimo gioco. Torre FC1, mossa molto bella, stiamo nel pieno della strategia e i pezzi bianchi raddoppiano per fissare la debolezza del pedone che è rimasto purtroppo per lui un po' più indietro. Arrocco corto E4 e a questo punto il bianco sta decisamente meglio. Il nero deve catturare in D4, dunque la partita prosegue esattamente in questo modo e quando il nero cattura in D4, finché il bianco è in grado di catturare in D4 di pezzo, effettivamente blocca abbastanza il gioco avversario. Partita molto bella perché come vedete e come avete visto poco fa, i pezzi del bianco mossa dopo mossa creano delle coordinazioni. Quindi alfiere 3 a grandi linee attacca la donna avversaria e si trova su una diagonale abbastanza forte. A questo punto cavallo F5, ottenuta la coppia degli alfieri, Olga ha continuato con alfiere D3 per poi posizionare i due alfieri nuovamente vicini al centro della scacchiera. Guardano a destra, guardano a sinistra, qui il nero in difficoltà, una mossa di sviluppo come cavallo C7 che attiverebbe la torre, purtroppo per lui non è possibile perché questa casa è controllata abbastanza volte. F6 giocata, B4 e dopo il cambio questa è la posizione raggiunta. La freccia rossa indica la potenza di alfiere e donna lungo la diagonale. Cavallo F6 giocata e dopo cavallo C5 si va verso questa conquista di spazio che poi ha portato Olga Zimina effettivamente a dominare questa posizione. A5 è una bellissima mossa molto profonda che poi crea questo tema tattico che è notevole, quindi non sembrerebbe che c'è una soluzione, il quiz che si crea è veramente bello. Torre A1, la donna in trappola e a questo punto è una questione di tecnica per vedere come concretizzare il vantaggio realizzato. Questa è la posizione finale che determina l'incontro, la vittoria, la seconda vittoria dell'Italia contro l'Armenia. Quindi i parziali di questo turno sono stati vittoria per Olga Zimina
con il bianco, vittoria di Daniela Movileanu con il bianco e con il pareggio di Elena Sedina per 2,5 a 1,5, impresa dell'Italia che vince anche con l'Armenia. Il torneo continua, domani è il quinto turno. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!